Salve, come andiamo? Si tira avanti. Seconda puntata di Sangro Azzurro, io sono Alici come prima, questo è il canale YouTube di Calcio Napoli 24 e oggi giornata di allenamento a porte aperte. È una bella occasione per vedere un clima di festa, insomma. Neanche i campioni d'Italia, vedi? I campioni d'Italia. Sono loro? Siamo noi. Siamo noi o sono loro? Noi e loro. Entrambi. Signora, fa caldo? No, poco poco. Però ha trovato un'ottima soluzione. Bravo, Subito se n'è volato. Rinaldo e chiesti guagliuno che si scorda nei problemi e si mettono a cantare. Noi non potevamo riprendere il campo, però hanno fatto molto calciotennis e devo dire si sentiva un po' la mancanza dei tanti infortunati, ai quali oggi si è aggiunto Anghissà. Ora Anghissà si è fortunato, mamma mia. Mi spiace molto per Osimhen, Kvaratskhelia, Anghissà. Manca pure Jesus, non erro? Tra 3 giorni vedi che ritorna. Sì, probabile. Sperando che riescano a recuperare per la prima giornata di campionato, perché sennò siamo con le pezze. E non lo so se hanno il metodo che hanno cambiato i tecnici, diciamo, i preparatori atletici. Forse il carico in allenamento, credo. Sono tutti infortuni muscolari. Non lo so, una cattiva preparazione. Boh. Speriamo che, come si dice a Napoli, storta vara, ritta bene. Ah, signora, visto che ci sono un sacco di infortuni. Secondo me non ci sta nessuno di infortunio. Come non ci sta nessuno? No, Lei è scettica sugli infortuni? sì, Come mai? non ci stanno. Precauzione. Affaticamento. C'è niente. Lei non crede neanche all'affaticamento? No. È una negazionista degli infortuni. Secondo me sì. Io spero che possiamo recuperare perché tra un paio di settimane, poco meno, inizia il campionato e non possiamo stare così. Infatti stiamo veramente male per questa cosa. Quindi volevo chiederti un rimedio contro la sfortuna, ce l'hai? Vabbè, ci state palle, è stata la prima proposta quella buona. Facciamo una preghiera contro il malocchio. Uccio, maluccio, prezzemolo e finocchio. Sciò, cicciui. Corno bicorno, capriccio, non me la ricordo, sì. So a tutti i gufi. Corno che non corno, capriccio e capraglie. E i tanti tifosi con occhio tecnico presenti sugli spalti, come la stanno vedendo sta squadra? Queste prime uscite la sto vedendo, diciamo, un po' alti e bassi. Lei è un tecnico? Quando ero ancora giovanotto, io allenavo una squadra. Il Vitulazio. Vabbè, quindi lei è quasi un tecnico. Ovviamente il mister è nuovo, si deve provare sempre le tattiche, eccetera, però almeno dobbiamo difendere il tricolore. Come Sì. li ha visti i giocatori? Abbastanza lucidi e abbastanza competenti. Sta tutto quanto vanno allo zona, ma in WhatsApp Ragazzi, abbiamo un po' origliato i vostri interventi sullo Zano. Lozano fa per e per. Sappiuca. No, è buon rindanza là. È un limone. Diciamo che stiamo cercando di venderlo. Sì. Ex le tapiglio. Lozano, sto cercando personale nel caseificio. No, ma questo è un cafone di Arulo, non lo pensate. È un grande giocatore Lozano. Chi l'ha colpita di più? Come si chiama? Cristo. Non mi viene adesso. Questo qui, quello vicino al rosso, là, come si chiama? Per fortuna un po' di fresco e ho pranzato in montagna dalle parti mie. Del resto, guarda, tutto quello che succede lì dentro mi interessa poco. La griglia di partenza di questo campionato, chi sono le pretendenti al titolo? Napoli poi io vedo molto bene l'Inter. Napoli, Inter, Milan, Lazio. Sicuramente il cuore dice il Napoli, ma la Juve si sta molto, diciamo, affilando le unghie. Ma l'importante è che a noi non ci danno favoriti, perché poi noi piano piano, quatti, gli facciamo il servizietto, come l'anno scorso. A noi per la griglia arrostiamo la carne. Quindi per i tifosi manca ancora qualcosa, in particolare il sostituto di Kim. Manca un difensore centrale forte, un centrocampista che ci dà qualcosa in più. Stanno uscendo tanti nomi però. Ho sentito sta puntando Coppo Miners, Killman dello Wolverhampton. Killman, Mavropanos. Se per te la squadra è pronta per affrontare il campionato? Penso di sì, anche se penso dopo la partenza di Kim ci vorrebbe un buon innesto in difesa. No, io sono molto depresso
adesso calcisticamente da questa notizia del brasiliano che vanno a pigliare Nathan dal Bragantino, non so se hai letto. La notizia di oggi è l'interessamento per questo Nathan. Quindi l'anno prossimo, Nathan. Arriverà l'anno prossimo. C'è Nathan, giustamente. Nei problemi con i legamenti, eccetera, cioè, fate bene fratello, tutti casi generosi, però fino a un certo punto. State a casa perché te ne mangi i pane. Prima di venire al Napoli. Sì, o poi fagiolata perché è brasiliana, capito? L'ultima novità è che Danzo ha rinnovato con il Lanz e il Lanz ha annunciato questo rinnovo con un po' di polemica nei confronti dei napoletani. Insomma, ci hanno poco sfottuto. Avete sentito che il Lanz ha rinnovato Danzo? Che dobbiamo fare? E ha visto come l'hanno rinnovato? Sì, ma fanno schifo, scusa la parola. I francesi veramente sono incommentabili. Si atteggiano quelli dell'Enx là, come si sfottono? Ma chi sono? Ma chi è? È perché hanno preso in giro i napoletani per non ha fatto firmare il contratto a Danz. Perciò diciamo è una presa in giro. Quindi sono stati un po' inopportuni. Sì, cornuti. Sono stato educato, Volevo fare un'altra cosa, non l'ho fatta. Avrebbe potuto fare di peggio. Sì. Cioè, lei lo trova simpatico? Io spero che la incontriamo nella Coppa. Spero di beccarli in Champions League. Li aspetto in Champions League. Sinceramente li vorrei prendere in Champions. Che da piena buffata di culo da pigliare. Facciamo vedere Danzo se era da Napoli o no. Facciamo l'occhio come Pumorò. Se li prendiamo in Champions, a bientù. Allora, io penso che pure con Danza comunque pigliano 5 palloni se ci affronta, no? I campioni stanno qua, non là, eccoli. No Lanz. No Lanz, qua. Quanz. Spero che viene qualcuno di più forte, non lo so. Noi abbiamo il fiuto dei campioni, per cui uno che non viene, ci stanno 100 che vogliono tesserarsi col Napoli, quindi per noi non è un problema. Non bisogna dare importanza, così come non bisogna dare importanza a quegli imbecilli che durante le partite offendono i napoletani con cori razzisti che insomma non ha senso, cioè gente che non bisogna nemmeno nominarla. Manca ancora qualche acquisto e Osimhen lo vedo bello carico. Ti devo dire che Osimhen, che Dio lo benedica, c'ha un bel fisico, che col fisico sarei capace pure di fare i gol, insomma. È stato quasi benedetto da Dio proprio Osimhen. Osimhen è il bambino che corre dietro a tutti la palla e non vuole perdere neanche se gioca con la sorella o con il cognato. Quello è il tipo di calciatori che fanno grandi le squadre, calciatori che corrono sempre, si divertono ma nello stesso tempo sono determinati, non mollano mai e secondo me è il vero trascinatore di questa squadra. Io sono un infiltrato. In che senso? E io tifo Juve, mi dispiace purtroppo. Tifi Juve e sei venuto a vedere l'allenamento Eccolo qua, è perché sto con un mio amico. Finalmente sei potuto venire a vedere una squadra che gioca bene a pallone. Allora, esatto, questo è vero, visto che Allegri è risaputo, ma anche quest'anno non giocheremo a calcio e lucreremo in difesa. Fammi un forza Napoli. No, ti prego. Sei qui, lo devi fare. Forza campioni. Forza Napoli. Forza Napoli, dai.